Non ci sono parole per esprimere quello che si prova in questi momenti, immedesimandosi nel pensiero dei familiari ai quali voglio essere vicino. Poco dopo mezzogiorno, quando la notizia si è presto diffusa in città, Castelfranco ha come trattenuto il respiro. Tante le domande, a cominciare dall'uso del defibrillatore che mercoledì scorso a Treviso aveva salvato la vita a un quindicenne che si stava allenando ai campi sportivi di San Lazzaro. Lo strumento è presente anche nella palestra dell'Istituto Barsanti, in uso delle società sportive, e al momento del malore sarebbe stato utilizzato, senza contare che la scuola dista poche centinaia di metri dall'ospedale castellano. Quando ho saputo, ho chiamato la dirigente scolastica che era al pronto soccorso e mi ha spiegato che sono intervenuti immediatamente. L'ambulanza è arrivata celermente, ma insomma, come sappiamo, l'epilogo è stato il più funesto. Restano una vita spezzata e il cordoglio di un'intera comunità. Esprimo la mia solidarietà e le condoglianze alla famiglia da parte mia, da parte di tutta l'amministrazione comunale di Castelfranco e della provincia tutta. È una tragedia che lascia attoniti.